diciamo che non ho parole, è una cosa grande, grande veramente e adesso sono sicuro che Matteo resterà per sempre, perché, perché lei sa benissimo che un soldato, il sacrificio di un soldato non conta più niente quando viene dimenticato. Adesso con questo qui che ho dietro le spalle sono sicuro che Matteo non verrà più dimenticato. No? Ci sono state tante cerimonie in questi anni, no? Ma questa qui praticamente mi ha toccato certe corde che non mi era mai successo. Francesco è il padre commosso di Matteo Miotto, il giovane alpino originario di Thiene, caporal maggiore caduto in Afghanistan il 31 dicembre 2010. A lui oggi è stata intitolata ufficialmente la caserma di Longare, Pluto, attualmente sede di un reparto statunitense della SETAF. Oggi alla cerimonia nella settimana della Dunata delle Penne Nere, il comandante della Ederle ha voluto ricordare il gesto del giovane alpino a cui per il suo esempio di altissimo attaccamento al servizio e ai valori morali e professionali è stata conferita la medaglia d'argento al valore dell'esercito nel 2012. È una giornata così importante perché siamo riusciti con questa cerimonia, con questa semplice cerimonia di intitolazione della caserma a rendere onore a uno dei nostri caduti, un caduto in Afghanistan, un caduto che appartiene alla nostra generazione e quindi un caduto peraltro molto presente qui nella comunità vicentina e quindi in un certo senso abbiamo voluto legare questa caserma alla comunità. Le volontà dei figli non si discutono mai, ero un po' preoccupato, soprattutto il giorno che l'ho accompagnato a Belluno che partiva. Gli ho detto ricordati sempre chi sei e da dove vieni e abbi cura di te. Queste sono le ultime parole che io ho detto a Matteo quando è partito. Ha fatto un gran sorriso, mi ha girato le spalle ed è sparito oltre la porta carraia.